Rosanna, per me la bella sorpresa è stato quando mio marito mi ha detto fai le valigie. Attenzione, attenzione. Aspetta, che vuol dire? No, perché c'è una storia dell'uomo che torna a casa e dice, ce l'hai la musica della storia dell'uomo che torna a casa? Ce l'ho io. Amore, è tornato? Sembra la stessa cosa, vedo? Amore, fai le valigie. Che è diverso da Cetti di prima, che invece non gli ha detto fai le valigie, no? L'ha fatta partire così com'era, con la piscina dalla casa, no? Invece questo no. Amore, fai le valigie. Amore, ma che cos'è questa novità? Tu non fare domande, fidati, fai le valigie. Ma, amore, scusa, se ripetisci la motivazione, io valigie non le faccio. E va bene, avanti, te lo spiego. Allora, hai presente questo perennolotto di 100 milioni di euro? Quello che hanno fatto a Catania, eh? Quello. Lo feci io, che finalmente mi eravamo i soldi. Su a banca, bello, salvati. 100 milioni di euro. Ti rendo conto, vero? Ti sta volando dopo pista, vero? Amore, 100 milioni di euro? Ma allora siamo ricchi, ma allora siamo veramente ricchi. Ora, vai, prepara le valigie. Amore, sì, ora sì che le preparo. Ma, scusa amore, ma dove andiamo? Dove andiamo? Tenna Ghiri, prepara le valigie. Lo senti? Alla Catalla.